Alessandro Ponzeletti ci accompagnerà oggi nel percorso dei Candelieri. Perché siamo qui? Siamo in Piazza del Rosario a Sassari. Iniziamo da qui, perché? Perché Piazzetta del Rosario da sempre è stata il punto di partenza della Faradda, questa grande processione che dà lustro a Sassari per festeggiare l'Assunta sin dalle origini del Medioevo. Piazza Castello, un altro dei luoghi importantissimi per la Faradda, per i Candelieri. I Candelieri iniziavano qui la loro lunga marcia, la Faradda, ossia la discesa verso la chiesa di Santa Maria, dove sarebbe poi stato sciolto il voto all'Assunta. Questo probabilmente era ciò che avveniva sin dal 200, quando fu instaurato questo tributo da parte dei pisani a onore di Santa Maria, sì, ma Santa Maria di Pisa. Piazza Azzuni, altro luogo fondamentale della Faradda. Sì, Piazza Azzuni, che nasce come piazza, una piazza triangolare, dopo la demolizione della chiesa di Santa Caterina, la chiesa medievale di Santa Caterina, che fu atterrata tra il 1853 e il 1856. Questa chiesa occupava l'intera area, avanzava dall'attuale filo di facciate che sta a monte della piazza e arrivava più o meno dove siamo noi adesso. Corso Vittorio Emanuele, siamo entrati proprio nel corso della città, però ci accingiamo a conoscere un altro luogo storico che è Piazzetta Nazario Sauro, una graziosa piazzetta nel cuore di Sassari, altro luogo importante per il nostro percorso. Sì, il corso Vittorio Emanuele, che da sempre è la via principale di Sassari, proprio la schiena, la spina dorsale, che veniva chiamata anticamente Rua de Codinas, ossia strada di pietra, che si è dotata di questo spazio, Piazzetta Nazario Sauro, con purtroppo la demolizione di una casa tardo-rinascimentale che la tradizione popolare dava come in realtà casa medievale, con ignoranza, insomma, quasi come leggenda, del barattiere Michele Zanche, che fu ricordato anche da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Questo si doveva al fatto che la casa era molto antica e aveva però la particolarità all'interno di una bellissima scala a chiocciola in pietra che permetteva di raggiungere i vari piani. La casa purtroppo fu demolita a fine Ottocento e fu creato questo slargo che poi dai primi del Novecento, con purtroppo la morte di Nazario Sauro appunto sotto gli austro-ungarici, fu a lui dedicata come eroe poi dell'acquisizione italiana di quelle terre. Palazzo di Città probabilmente è una delle tappe fondamentali del nostro viaggio alla scoperta del percorso dei Candelieri. Perché è forse una delle tappe più importanti? Assolutamente è la tappa, insieme con Santa Maria, forma il binomio della Faradda, perché la Faradda come processione ha anche una parte di forte legame con la municipalità di Sassari. Nella casa avviene l'intregu, quindi i massai portano la loro bandiera e viene appunto fatta omaggio con lo stendardo municipale. In questa maniera la municipalità si aggrega alla processione e da qui appunto procede verso Santa Maria. Alessandro, adesso ci avviamo verso la chiesa di Sant'Andrea, l'unica chiesa che prospetta nel corso di Sassari.
Sì, Sant'Andrea fu edificata a iniziare dal secondo quarto del 600, ma fu completata solo nel primo 700, come dimostra anche la facciata, che infatti ha già un aspetto più barocchetto maturo. E qua, da questo punto, a continuare verso valle, verso Porta Sant'Antonio, il vecchio corso, la vecchia Rua de Codinas, quindi la strada di pietra, diveniva una ampia, quasi una piazza, e veniva infatti denominata come Campo de Carroz. Alle nostre spalle è la chiesa di Sant'Antonio Abate nella sua forma barocca guadagnata nel 1707, e qui vicino alla mia sinistra era il sito della Porta Sant'Antonio, detta anche Porta San Biagio, che era una dei principali accessi della città, la parte a mare, la parte appunto dove iniziava la strada reale che arrivava fino al porto di Torres. Siamo fuori le mura della città, in particolare siamo a Corso Vico. In realtà il percorso dei candelieri sta per terminare, la faradda sta per terminare, dobbiamo immaginare una situazione quasi notturna. Sì, esatto, infatti da Porta Sant'Antonio inizia in realtà a imbrunire, perché le tempistiche sono quelle che la faradda inizia alle 18 della sera e si deve concludere a Santa Maria entro le 24 con l'entrata. Corso Vico un tempo era il perimetro fuori le mura, le facciate sulla destra percorrendolo segnano dove erano le antiche mura, mentre la doppia fila di alberi che ci fa adesso ombra è il ricordo dei caduti della Prima Guerra Mondiale e ha la peculiarità di essere appunto alberatura solo su un lato della strada. Sta per concludersi il percorso della faradda, siamo nel piazzale di una delle chiese più importanti della città di Sassari, Santa Maria di Betlemme. Sì, esatto, come dicevamo per la casa di città, il palazzo di città e la municipalità, la chiesa di Santa Maria di Betlemme, anche se afferente non all'arcidiocesi ma alla famiglia francescana claustrale, è la parte religiosa e quindi anche la giusta conclusione di quella che è la processione, la vera appunto essenza della faradda dei candelieri. E la chiesa che ci si prospetta qui davanti è la custode sin dal Medioevo, dal XIII secolo, del culto mariano per eccellenza a Sassari, e quindi giustamente è qui che viene sciolto il voto fatto all'Assunta nel 1652 per liberare appunto la Sassari dalla peste che stava infuriando e che aveva appunto quasi ucciso la metà e più della popolazione, un momento drammatico che riuscì a risolversi con questo grande atto di fede e rinnovando quella che era l'offerta in cera anticamente, appunto i candelieri, quindi delle candele, l'offerta in cera all'Assunta sin dall'epoca pisana, ma che poi già nel 500 venne a diventare dalla sostanza il simbolo, e quindi dalla candela, dal cero, si era passate alla colonna in legno con appunto la sua corona che era il capitello e la sua decorazione, i tiranti che erano l'antico appunto rinforzo per tenere il cero in piedi sopra la pedana su cui veniva portato a spalle in chiesa, sono diventati i nastri dei candelieri e la pedana è diventata la base con le stanghe per essere portata appunto la colonna in legno. Sassari onora così dal 1652 il suo voto all'Assunta e ben da prima comunque la sua devozione sempre alla Vergine Assunta appunto con questo dono, ed è si può dire la vera essenza appunto della sassaresità o del carattere della nostra cittadinanza, che vede in questo momento, anche se oggi nella quotidianità di oggi in pieno periodo estivo, quindi di ferie o comunque di riposo, vede comunque concentrarsi in città oltre 100.000 persone, riempire il sagrato qui a
a sera tardi, siamo anzi quasi a notte, perché i candelieri entrano di qui a mezzanotte piena e con l'ordine inverso a quello con cui sono scesi. Gli 11 sceri scendono secondo gli antichi cortei con il più giovane davanti e il più anziano dietro. Al momento dell'ingresso si sovverte l'ingresso e quindi entra il più antico, il più importante, e poi a scalare entra ultimo il più giovane. Questo è appunto lo schema di ossequio e poi si fa appunto lo scioglimento del voto e per l'una di notte, quindi di fatto dentro il 15 di agosto dal punto di vista del tempo, si scioglie appunto il voto e Sassari puntualmente ogni anno fa appunto questo omaggio alla Vergine Assunta. Cosa si augurano i sassaresi il 14 agosto quando si incontrano per strada? Il grande augurio è a Zent'anni, vivere quindi 100 anni dalla formulazione dell'augurio, arrivare insomma a compiere 100 anni, o ancora in maniera più forte e sentita si dice a Zent'anni da Abba, quindi a 100 anni da questo momento, quindi augurando anche di sorpassare l'età dei 100 anni compiuti. Grazie Alessandro. Grazie a voi e buona Faradda.